Stadio Euganeo, c'è un appuntamento con la storia oggi pomeriggio, quello che può riportare il Padova in Serie B. Padova prova a tenere la linea alta ma non c'ha il coraggio fino in fondo e allora va Correa, la batte bassa, pallone che filtra, c'è un mucchio, deve uscire Cano. Può distendersi da questa parte Di Nardo, allo spazio, viene servito, adesso deve provare a puntare Polverini, lo deve saltare, ci prova, se la fa, entra in area, è rigore, calcio di rigore, questo è rigore, questo è calcio di rigore con ammonizione per Polverini, ha trattenuto per la maglia Di Nardo appena entrato in area. Il minuto è il 10º, rigore solare, Polverini, uno stolto a trascinare giù per la maglia Di Nardo che lo aveva saltato, è calcio di rigore. Dopo 10 minuti c'è Rabito con la palla in mano, c'è Rabito, ascoltate l'urlo dell'Euganeo. Eccolo qua allora, Rabito contro Gianbruno, 10° minuto del primo tempo della finale playoff, si muove Gianbruno, parte Rabito, la para, gliel'ha presa, non si può. Viene Di Venanzio in sovrapposizione, buono il suo cross sul secondo palo, va Rabito di testa, la alza troppo. Forte e bassa per Di Nardo che deve ovviamente tornare indietro per controllare, buona per Di Venanzio, solo il tiro! La ribattuta di Gianbruno. Lo scambio ancora con Correa da lontano, ci mette le mani aperte Cano. Attenzione, siamo 3 contro 3, in mezzo 2 contro 1, Toledo lo vede per Correa, la sponda su Mosciaro, bravissimo Cano, non lo fa nessuno, allora apre su Di Venanzio che andrà al cross, ottimo per Varricchio, troppo alto il colpo di testa di Varricchio. Mosciaro scivola dietro, Mosciaro il sinistro è centrale, una Propatria che ribatte colpo su colpo. Patrascu guarda dove si piazzano i compagni, di sinistro sarà verso la porta il pallone, quello che piove, dove c'è Gidai, e gol! No, era già fermo tutto. Doprado centralmente, il destro, è meglio non lasciargli questi spazi. 41esimo, lo capisce anche l'arbitro che li manda tutti. Finito il primo tempo, Padova 0, Propatria 0. Va Correa dalla bandierina, fa piovere la palla nel mezzo, deve uscire Cano, di pugno la sporca, sui piedi di Dallabona, un pallone impossibile, schizzato sulla schiena di qualcuno, non so chi sia l'uomo che ha miracolato il Padova, forse proprio Pederzoli. Allora raddoppiano e lui cambia da questa parte ancora per Patrascu che la mette giù, cerca Varricchio di testa, il miracolo di Gianbruno. Patrascu deve decidere dove metterla, va a cercare sul secondo palo dove Di Nardo la può mettere giù, ciabatta a sinistro, Varricchio fa sedere il portiere, lo dribbla, torna indietro, il miracolo di Gianbruno, ancora Gidai, bassa nel mezzo, la Propatria se la cava. Rimessa laterale nel mezzo Dallabona che la impenna, attenzione qui c'è confusione, Bovo! Cosa ha buttato via Andrea Bovo? Attenzione Doprado e Correa sulla palla, parte Doprado, morbida, si mette Canu, palmo della mano aperto, ribattuta corta di Faisca e poi palla che torna morbida su Cano. La recupera Pederzoli, Cristiano sta a terra, l'arbitro dice si può giocare, spazio per Varricchio, il destro rimpallato e adesso riparte la Propatria che va, attenzione alla fuga di Melara, Melara contro Faisca, si deve fermare Faisca, Melara la ciabatta al lato e l'arbitro manda tutti a casa. Padova 0, Propatria 0. La Serie B è in palio domenica prossima allo Sperone Speroni. Voi non...